Signori e signori, cordiale buona mattina e ben ritornati qui dalla Casa Mora per il torneo Promote HP, seconda giornata, subito in pista, siamo anche in anticipo. Zona 4 contro zona 1, under 13, sulla vostra sinistra il tabellone, locali zona 4, ospiti zona 1. Subito le formazioni: numero 1 Alessander Croca, numero 2 Federico Lagomarsini, numero 3 Luigi Fabbi, numero 4 Lorenzo Cornacchini, numero 5 Alexander Convertiti, numero 6 Gregorio Tonelli, numero 7 Nicolò Moda, il numero 8 Filippo Giabbani, numero 9 Diego Bracali, numero 12 Andrea Asta. Zona 1 invece schiera numero 1 Filippo Brescia, numero 2 Gabriele Patrucchi, numero 3 Mattias Della Torre, numero 4 Simone Traina, numero 5 Simone Migliaretti, numero 6 Francesco Colosimo, numero 7 Edoardo Orsi, il numero 8 Elia Bellotti, il numero 9 Gabriele Libè e il numero 10 Federico Maffi, neatore Pierluigi Morandotti. Mentre per quanto riguarda la formazione zona 4 che ha la maglia rossa come la giornata di ieri, l'allenatore è Massimo Bracali, il vice Elia Guidi. Ieri 2 vittorie per le due squadre qui presenti questa mattina, 6-0 il risultato della zona 1, mentre il risultato della zona 4 contro la zona 3 è stato di 6-0, quindi entrambe sono appaiate a 3 punti dopo la prima giornata. Diciamo che questo potrebbe essere la finale annunciata, comunque anticipata, di questo torneo Promote HP Under 13. Vi sono sotto, c'è il gol, subito il gol all'1:21, il gol del vantaggio della zona 1, subito in vantaggio, cioè della zona 4, in vantaggio subito la squadra di Massimo Bracali per l'1-0. Come abbiamo visto nella giornata di ieri, la squadra zona 1 è un bel gruppo di giovanotti da diversi club. C'è il primo fallo di squadra anche per la formazione nella zona 4, anche la zona 1 aveva commesso il fallo, quindi 1-1 a punto dei falli. Ora ci prova Orsi, tiro a palo, gol, 2-0-8, il numero 7 Edoardo Orsi, penetrazione sulla destra e insacca il gol del pareggio, 1-1 subito. Insomma, subito champagne in prima mattina in diretta dalla assolata Castiglione della Pescaia. Nella partita di ieri 6-0 il risultato delle due formazioni contro la zona 3. Nella zona 1 aveva segnato 2 gol Libè, 2 gol Orsi, quindi doppietta, più questo fa 3, Migliaretti 1 e Colosimo 1, mentre la formazione toscana, Tosco-Ligure, 3 gol per Tonelli, 2 per Bracali e 1 per Fabi. Nell'ultima partita di ieri sera, qui in diretta sempre dal Casa Mora di Castiglione della Pescaia, Stefano Zamperini al commento, ringraziamento anche a chi è dietro la telecamera, a Claudio Donnini con la supervisione di Enrico Giovannelli. Una partita subito che è iniziata molto bene, intanto si chiudono le luci ma ritornano prontamente. Sempre Bracali, abbiamo visto anche ieri Diego Bracali, insomma è un giocatore già pronto per l'Under 15.
Tonelli, proprio lui a cercare il passaggio su Bracali, si gira il Folonichese, para l'estremo difensore della formazione della zona 1, cioè Federico Maffi. C'è un fallo, chiede calma l'arbitro, non abbiamo detto, ma è l'arbitro Giombetti di Modena. 3:43, 1-1. Mentre la formazione, sì, ci mancava però un giocatore da segnalare, non c'è un fallo su Tonelli, il sarzanese. C'è Fabi in pista, se non sbaglio c'è anche il numero 8 Giabbani, due folonichesi, un sarzanese e due sarzanesi. Fabi è anche lui ligure. Tra pali il numero 12 Asta. C'è vicinissimo al gol Tonelli, il tonnellino, sfiorato il gol. Ruba la pallina ancora Edoardo Orsi, il lodigiano, attenzione, in mezzo alla pista si aggancia, non c'è il fallo? C'è il fallo, sì, c'è rigore. Sembrava in un primo momento che non ci fosse intervento dell'arbitro, invece sì, c'è il rigore. Contrattacco di Edoardo Orsi e poi l'arbitro ha segnato il tiro di rigore. In primo momento mi ero ingannato, siamo al 4:29, il gancio è netto sul pattino. Richiamato la difesa toscana. 4:29, grande opportunità per la formazione della zona 1. Edoardo Orsi fuori, pallina alta, si riprenderà quindi con un tiro indiretto per la Toscana. Non abbiamo parlato del quintetto della zona 1 in quanto la partita è iniziata 5 minuti prima. Siamo un po' indietro nella routine. Migliaretti, Orsi, Traina e Colosimo tra i pali. Ho detto Maffi. Colosimo da Agrate, quindi fuori c'è Migliaretti del Novara, fuori Libè, uno dei giocatori che hanno giocato meglio insieme a Orsi nella prima partita di ieri mattina. Ora Tonelli al centro, non riuscirà a trovare Bracali, riparte Traina per Orsi. Orsi però raddoppiato, era meglio la squadra toscana. Bracali contro tutti. Intervento di Traina, serve a destra il Colosimo, tiro a distanza, non trova la porta, riparte ancora l'ennesima azione di Bracali già nei primi 5 minuti. Gol! Gol! 5:40, raddoppio di Bracali, un'altra azione delle sue, un'altra bella sparata per il Follonichese che impatta il gol del 2-1. Altro tiro della zona 1, ben parato da Asta. Attenzione però, contrattacco, Orsi atterrato, non c'è fallo. Poco prima, anzi aveva rubato la pallina il numero 5. Migliaretti, il novarese, tiro di Fabi. Ora Orsi a sportellate con Bracali, manca a 15 centimetri. È uscito a ripinare la pallina, siamo al 6:23, 2-1. Ancora lui, ancora Bracali in gran forma quest'oggi. Il ragazzo di Follonica. Riparte ora la formazione di Morandotti con Patrucchi. Patrucchi sulla sinistra cercava Migliaretti, Patrucchi novarese anche lui, c'è proprio il compagno di squadra di club. Tonelli d'altra parte con Bracali, ci mette il manone il portiere Maffi del Cremona e c'è il gol di Bracali.
anzi no, del numero 6 Tonelli, un tiro che è scagliato dal limite dell'area, poi entra in area, ha rubato la pallina al giocatore novarese che non si è comprato bene, non è riuscito a neutralizzare, anzi non è riuscito a costruire, è arrivato come un falco Tonelli a segnare il 3-1, è stato importante nei primi 5 minuti e 57 secondi. No. Torniamo in diretta qui dal Casamora di Castiglione. Questo primo tempo in vantaggio 3-1 la zona 3, la zona 4, Toscana Liguria. Il programma è fitto oggi, anzi fittissimo. Giocherà l'Under 15 e Under 17, poi una pausa, prima pausa del giorno della seconda giornata, poi nel pomeriggio la seconda parte. Domani dalle ore 9 saremo in diretta fino alle ore 17, cerimonia di premiazione del torneo Promote, il secondo della storia, in quanto si è giocato per diversi decenni il trofeo delle regioni. Ora l'accoppiamento è a zone, non più a regioni, a livello proprio fattivo di organizzazione a livello nazionale, quindi cambia anche il torneo per selezioni. Fallo di squadra, sono saliti a 3 i falli di squadra, entrambe le formazioni. Siamo a metà del primo tempo, siamo al 7:38. Ancora Bracali, tiro di Bracali, fuori il suo tentativo, però sempre molto attivo il Follonichese figlio d'arte. Fabi contrastato dal numero 9 Libè, il lodigiano, tra i 2 gol ieri. Intanto Tonelli si porta 4 reti anche per Bracali nella classifica marcatori della Under 13. Ben atterrato il numero 9 Gabriele Libè in area, non c'è fallo secondo il direttore di gara, il signor Giombetti di Modena. Bracali ruba la pallina al numero 7 Orsi, autore del gol del 1-1, qui c'è il fallo sul giovane giocatore del Lodi, classe 2012, 10 anni, uno dei più giovani del torneo. Il tiro di Libè, che però non impensierisce l'estremo difensore Asta, anche lui campione d'Italia con il Follonica Under 13, una meravigliosa stagione dell'Under 13 e Under 17, doppio all'oro per Hockey City Follonica Hockey, qui vicina, circa una ventina di chilometri da Castione della Pescaia. In questa formazione annovera 4 giocatori del Follonica, 4 del Sarzana, 3 del Grosseto, 1 della SPV Viareggio, mentre la zona 1 annovera 3 giocatori del Lodi, 3 del Novara, 2 della Grate, 1 del Seregno e 1 del Cremona. 2 formazioni variegate quanto riguarda il club, anche modalità di gioco e anche di lavoro diverso. Mi fa piacere vedere rappresentative con tanti giocatori da club diversi, tutto Under 13, che vuol dire che insomma c'è a disposizione parecchio materiale umano per il futuro della disciplina nei prossimi anni.
ruba la pallina Cornacchini, ma la ruba a sua volta Libè. Attenzione perché la zona 1 sta cercando di alzare il ritmo in questi ultimi minuti finali del primo tempo. Ci sta, c'è la traversa di Migliaretti, il novarese, e però commette il fallo su Tonelli e c'è il cartellino blu per il numero 5 Migliaretti. Era un po' contrariato per la traversa, poi è ritornato indietro, ha atterrato Tonelli, cartellino blu e tiro diretto al 10:09 per Gregorio Tonelli, il sarzanese, il bomber rosso-nero contro Maffi. Gregorio Tonelli dice di no, il portiere di Cremona, classe 2011, mentre Tonelli 2011 ben 79 gol con Sarzana contro le 97 di Bracali. Questa lunga stagione hanno del vero, Bracali praticamente è arrivato a quota 101 gol segnati in stagione, contando tutto, Coppa Italia, campionato, finali e ora trofeo promoto HP. Ora Bracali, ancora Mafia a dire di no, ma che errori della zona 1 in questo primo tempo, troppi errori. Tutto in fase di costruzione, molto abili i giocatori della zona 4, capaci con un buon pattinaggio, una tecnica. Ora 3 contro 1, attenzione a Bracali per Cornacchini, anzi per Giabbani a servire Cornacchini. Un triangolo che non va a buon fine. Chiama subito il time out Morandotti, vedendo la preoccupazione della difesa, della propria difesa. Chiama il time out a 3 minuti dalla fine. Questo primo tempo, zona 4, zona tenuta rossa, zona 1 in tenuta bianco-verde. Il risultato è di 3-1, sbaglia Cornacchini, il grossetano, uno dei 3 grossetani, insieme a convertiti e a turbanti. Passaggio centrale di Bracali per Cornacchini, alla meglio il numero 2 Patrucchi, novarese, ancora lui, rovescio velenoso. Però la formazione zona 1, però insomma vediamo come è messa assolutamente la Toscana, a proprio ricercare l'errore dell'avversario. In 1-3 era lo schema. In questo caso formazione iperoffensiva per la zona 4. Ora Cornacchini in mezzo a 2, si complica un po' la vita, arriva Libè, sulla sinistra è libero Bellotti, di poco, il numero 8 ha sfiorato il gol. Perché Bellotti, Seregnese, non male come giocatore, a livello anche fisico. Che a me è arrivato il time out al 2-0-1 alla fine, cioè il 12:59. Questo rumore. Dopo l'intervallo vai a prendere un po' di acqua. Sì. Basta una. Ah.
Torniamo in diretta qui da Casa Mora, negli ultimi secondi del primo tempo e anche la telecamera di Claudio Donnini. Ora Bracali, bello l'intervento del numero 2 Patrucchi su Bracali, che stava guardando dove fosse il compagno di squadra. In pista anche Federico Lago Marsini, che ha cambiato numero da ieri, quindi il numero 2 era il numero 7. Quindi in pista ora Tonelli, Bracali, Lago Marsini, un altro sarzanese, e il numero 8 che è Giabbani. Bracali, deviato il suo tiro, tiro di Tonelli. Ora si prova ultimi secondi, un po' di scontri ora in questi ultimi secondi, perché la Toscana non vuole assolutamente perdere il vantaggio acquisito, cioè il doppio vantaggio, e la zona 1 aveva alzato la testa dopo il doppio svantaggio. Finisce qui il primo tempo, 3-1 il risultato. Una bella conduzione per la formazione di Bracali e Guidi. I gol sono stati segnati all'1:13 da Tonelli, poi il pareggio di Orsi, il 2-1 di Bracali e poi ancora Tonelli. 2 gol in pochissimi minuti che hanno deciso per ora questa partita 3-1. Vedremo se nel secondo tempo la formazione di Morandotti riuscirà a ritornare in partita e riaprire quindi la gara. A più tardi, sempre in diretta da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.
Torniamo in diretta qui dalla Casa Mora per il secondo tempo. Zona 4 contro zona 1, in vantaggio della zona 3 con 2 gol di Tonelli, uno di Bracali. Ora bello slalom di Tonelli, che azione per il Sarzanese, anzi 2 gol di Bracali, uno di Tonelli. In pista Giabbani, Bracali e 2 sarzanesi, Fabi e Tonelli. Dall'altra parte Migliaretti, attenzione però alla zona 4, e il gol, e ancora lui, Bomber Tonelli, 0,36, 4-1. Citavo i giocatori della zona 1 in pista: Traina, Bellotti, il numero 5 che è Migliaretti, e poi il 3 che è Della Torre. La novità è il Brianzolo della Grate, Della Torre. Migliaretti, il tiro dalla distanza di Traina, intercettato la difesa della zona 4, Fabi in mezzo a 3. Luigi Fabi non riesce a superare la retroguardia lombardo-piemontese. Bellotti, Migliaretti, Bellotti Seregnese, Brianzolo. 48 gol in stagione in under 17. Allora, la zona 1 che cerca di ridurre il gap, i portieri, quindi è stata staffetta per la zona 4, ci dovrebbe essere Crocca, ora i tre pali, mentre se non erro Maffè rimane lui il portiere scelto da Morandotti, il tecnico di zona 1. Traina per Migliaretti, tiro del Novarese, tiro fuori misura, un po' di sconforto ora per la zona 1 che si giocava la leadership del gironcino con la zona 4, ma ricordiamo che l'Under 13 gioca andata e ritorno con 3 formazioni. Si ripresenteranno zona 4 e zona 1 domani pomeriggio alle 15:45 per la gara tra virgolette di ritorno, mentre questa sera per l'Under 13 zona 1 contro zona 3. Tre minuti, 4-1 per la zona 4, 2 gol di Tonelli, 2 gol di Bracali. L'arbitro cerca di uscire da questa fase di confusione in balaustra. Ci ha provato ancora la zona 4 che ad oggi, ad ora, sta dominando il piastrellato del Casamora di Castiglione, Blue Factor KC Castiglione, che ci ospita quest'oggi da ieri mattina fino a domani pomeriggio per questo trofeo del Promote, fallo di squadra numero 4 per la zona 1, 4 anche per la zona 4. Ancora la formazione di Bracali e Guidi. Ma c'è anche Paghi in panchina, anche se Referto non è segnato come allenatore. 4-0-8, ora la zona 1, balaustra, Migliaretti servito dal compagno di squadra Bellotti.
Migliaretti per il numero 3 della Torre, serve esternamente Migliaretti, tira il tiro il numero 5 Novarese, fuori misura, dato tra i pali c'è ancora asta, non c'è crocca, non c'è stato l'avvicendamento come ieri. Fallo in attacco ancora per la zona 1 e il quinto. Tonelli servito dal Lago Marsini, due sarzanesi, sono 3 sarzanesi ora in pista, è uscito Bracali, Giabbani, Tonelli, Fabi e Lago Marsini. Come ricordavamo, 4 giocatori del Follonica, 4 del Sarzana, 3 del Grosseto, 1 dell'SPV Viareggio. Torniamo l'Under 13 campionato italiano, primo posto per il Follonica, secondo per Olle Bassano, terzo per Sarzana, sesto per il Novara per la zona 1. Intanto vediamo un contrattacco, Migliaretti e c'è il gol, gol di Migliaretti sull'assist di Bellotti, contrattacco 2 contro 1 al 5-17, 4-2 risultato. E il time out richiesto dalla panca di Bracali. È uscito Diego Bracali e ha subito un gol. La diga maremmana, che ora vediamo proprio lì al centro dello schermo, sta parlando con coach Paghi, proprio spiegare i movimenti che deve fare in attacco. Si vede chiaramente da questa immagine. Formazione ci ha provato la zona 4 ancora a rientrare in partita, a dare ancora più spinta alla sua fase d'attacco, in quanto è ritornata sotto la zona 1 con grande caparbietà dopo un inizio di ripresa non troppo positivo. Ancora Bellotti e manca l'aggancio a Orsi, bomber Orsi che scivola, commette fallo. Lago Marsini batte veloce, zona 1, ma deve ripetere la squadra bianco-verde. Ora Orsi, serve il numero 6 Colosimo, è entrato anche lui in questo secondo tempo. Migliaretti, è uscito Bellotti, uno dei migliori della formazione della zona 1. Orsi, è entrato anche Bracali per la zona 4 dopo il secondo gol della zona 1. Lago Marsini in contrattacco ora del Sarzanese per Gregorio Tonelli, anzi no, era Cornacchini. Due si assomigliano molto, Cornacchini e Tonelli. E il fallo in difesa di Bracali, se non erro. Sesto fallo contro 5 della zona 1. Siamo a metà del secondo tempo, è entrato 4-2.
Ancora Tonelli, si libera Orsi, ancora Tonelli, palo esterno per il Sarzanese. Ancora lui per Cornacchini, poi Bracali, non va ancora Tonelli. Bracali, esce la sfera, la ferma Cornacchini. C'è un po' di sfoco della telecamera, purtroppo c'è proprio il riverbero della luce che viene da fuori. Cade Orsi e perde anche il casco. Bracali, tiro di Bracali, via con il pattino, traina, chiedeva probabilmente il rigore la squadra di Bracali. Ora Bracali para Maffi. Federico Maffi. Colpo di bastone di Bracali sul numero 6 Francesco Colosimo della Grate, 26 gol, classe 2012. Orsi va a farsi lasciare il casco dalla panca, tecnico Morandotti. Libè, il Lodigiano non riesce a sorpassare Lago Marsini, ora a sostegno anche Tonelli, entra in area l'altro ligure. Ancora Orsi fuori con la pallina, velocissimo, numero 7, attenzione, contrattacco zona 1 per il numero 6 che non riesce a incidere, non riesce a girare il bastone, vicinissimo al gol. Colosimo sul passaggio del velocissimo Orsi, e ancora Orsi decisivo sul passaggio di Bracali per Lago Marsini. A sua volta Lago Marsini per Bracali, non riesce a impattare il Folonichese. Ultimi 5 minuti, 4-2 risultato. Ferma ancora Maffi, scusate, la sfera. Due grandi interventi di Orsi. Edoardo Orsi, Lodigiano, classe 2012. Prima un contropiede, poi il recupero sull'assi di Bracali. Ancora lui il maremmano. Grande parata di Maffi. Che parata. È dato Orsi. La tappata del contrattacco. Per fortuna c'è Tonelli. C'è l'ottavo fallo per la zona 4 che soffre in difesa le ripartenze di Orsi soprattutto, ma non solo lui. Libè, il capitano però non riesce a fermare il passaggio. Colosimo, Bracali contro Colosimo, ancora il giocatore di Follonica, diagonale, chiedeva troppo, recupera la pallina la zona 4 che a livello di possesso sicuramente ha dominato il match. Lago Marsini per Tonelli, poi Giabbani in mezzo a due, ancora a Bracali, Maffi ne para 3, portiere Lodigiano tiene a galla la zona 1. Ancora lui Bracali, sotto l'incrocio è arrivato fino a lì, ancora palo, incredibile amici. Che grandi conclusioni di Bracali. Dall'altra parte c'è Orsi, palo. Che partita, arriva ancora lui Orsi. È entrata la pallina, ma ingaggio a 2 per l'arbitro. È entrata la pallina, ma l'arbitro ha chiesto l'ingaggio a 2. Time out richiesto dalla panca della zona 1. Partita incredibile amici questa mattina. Abbiamo visto 3 parate clamorose di Maffi, d'altra parte ci ha messo del suo Asta.
con altri 3 parati, in mezzo 2 rigori e su 2 pali. Che partita in questo frangente. 11:34. Ovviamente tutto per la zona 1, che ha sfiato più volte il gol del 4-3, mentre doveva stare attenta alla zona 4, anch'essa proiettata all'attacco, anch'essa ha sbagliato diverse occasioni per portarsi sul 5-2. Ricordiamo che più tardi, alle ore 11:15, la seconda partita, zona 4 contro zona 1, in questo caso si gioca l'Under 15 che vede sempre zona 4 e zona 1 a 3 punti, quindi questo sì che può essere una partita importante per la classifica. L'Under 15, la zona 1 ha vinto 5-3 sulla zona 3, mentre la zona 4 ha vinto 5-0 con la zona 5. Sistema il casco di Asta. Erano 3 minuti. Tonelli vince l'ingaggio a 2 su Libè. Bracali, altro palo, secondo palo in 30 secondi per il Follonichese. Orsi lotta contro Fabi, alla meglio ancora la zona 4, riparte il contropiede. Tonelli per Bracali, ma Maffi, che parata del piccolo Maffi, classe 2011 al contrattacco numero 2. Bracali a terra, Maffi, che parata ancora, ma che errore per Bracali in questa occasione. Il portiere era praticamente seduto sulla linea, ha fatto quello che voleva. Fallo numero 9 per la zona 4. Io la sto rivedendo in replay, avevo 2 grandi parate, soprattutto la prima Maffi, poi un'altra brutta costruzione della zona 1 e poi la ripartenza ancora di Tonelli. Bracali non riusciva a segnare questo benedetto quinto gol. 2 minuti e mezzo, 4 zona 4, 2 zona 1. Questo è il risultato alla Casamora di Castiglioni. Tonelli, guardate il gol, Tonelli in mezzo a 2, scivola, non c'è fallo, con la palla 3 contro 1, zona 1 3 contro 1, c'è Libè, non riesce a servire, Orsi libero in centropista, era veramente un'occasione ghiottissima. Insomma, ci sta divertendo questa partita, però. Fallo del numero 5 Migliaretti, è il sesto su Tonelli. Che grande occasione proprio la zona 1, 3 contro 1. Bracali però, insomma, lunghe leve, è riuscito a neutralizzare. Ancora ci prova, vicinissimo la zona 4 con Bellotti. Bracali, ultimi 2 minuti. Bracali per il numero 6 Francesco Colosi, scusate, il numero 6 è Gregorio Tonelli, appunto. Parte da dietro l'attaccante sarzanese, ancora lui disturbato dalla zona 1, recupera la pallina Libè, il capitano. Vicinissimo ancora Bellotti, mi sembra Orsi, è stato ancora Orsi commette fallo. Settimo a 1 minuto e 20 dalla fine, Giabbani per Bracali, si affida al quartetto base, la squadra di Bracali. Ancora Diego ci prova, ancora Maffi decisivo. Il tempo fermo, come avete visto dalla nostra grafica, e quindi saranno recuperati alcuni secondi. Fabi per Bracali, Tonelli non ci arriva però Migliaretti, ancora Migliaretti, ultimo minuto. Vicino ancora Orsi,
Asta decisivo, il gol, ma non c'è gol, aveva fischiato prima Giombetti, anzi c'è fallo di squadra in attacco. Mi sembra quel gol non gol di qualche minuto fa. (9-8) contro dei falli. Orsi, stecca su Orsi, sul volto di Orsi per sbaglio, aveva alzato la pallina il Lodigiano, però anche il Folonichese. Ma forse sfiora il naso. Io se raccoglie gli applausi del buon pubblico del Casamora. Sembrava un fallo fortuito ben più grave, ma Orsi è ancora lì a lottare. Bracali contro Bellotti, ultimi 28 secondi. Ancora Tonelli ha la possibilità di segnare, un palo sulla parata di Maffi, stregata la porta la zona 1. Attenzione, Migliaretti, Orsi, ancora lui, bravo Asta, bravissimo Asta, arriva ancora il numero 5, tiro, para Asta, decisivo Migliaretti, ma Asta assolutamente uno dei migliori della partita insieme a Maffi, 2 portieri MVP a mio modo di vedere. Poi ci sono i soliti Bracali e Tonelli, però assolutamente 2 portieri che hanno detto la loro. 4-2 il risultato finale, finisce la prima partita, siamo già sgolati nella prima gara. 3 gol di Tonelli, 1 per Bracali, per la zona 4, per la zona 1 segno Migliaretti e Orsi. Bella partita vinta dalla zona 4 che si porta quindi a 6 punti contro 3 della zona 1, 0 per la zona 3. Finisce qui la partita. Stefano Zamprini saluta, vi dà appuntamento tra pochi minuti per la prossima partita, esattamente alle 11:15. Siamo un po' in anticipo, comunque under 15 zona 4 contro zona 1. Noi ci risentiamo, ci sentiamo sempre qui dalla Casamora di Castiglione della Pescaia. Un ringraziamento a Claudio Donnini e Stefano Zamperini, vi dà appuntamento alla prossima partita, sempre qui in diretta su YouTube, Fisrock e Pista.